Mezzogiorno di fuoco ad Asiago. Intorno a quell'ora è scoppiato un furioso incendio che ha interessato l'albergo Residence Rendola, nell'omonima via, struttura di proprietà di Domenico Vescovi, attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo si sarebbe sviluppato da una delle stanze utilizzate dagli operai impegnati nella manutenzione. In pochi minuti le fiamme si sono propagate con rapidità, raggiungendo il tetto dell'edificio e distruggendone una parte significativa. Una colonna di fumo, denso e scuro, si è alzata visibile a chilometri di distanza, destando forte preoccupazione tra residenti e turisti dell'altopiano. L'allarme antincendio era partito subito. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco giunti da Asiago, Bassano, Schio e Tiene, supportati dall'autoscala arrivata da Vicenza. In tutto una trentina di pompieri impegnati nell'operazione di spegnimento, particolarmente complesse proprio per l'estensione delle fiamme e per la struttura in legno del cantiere. L'incendio è stato domato intorno alle 14, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente all'intero stabile. Sul posto anche le autorità cittadine che hanno seguito da vicino l'evolversi della situazione. Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti e ancora in fase di quantificazione. Restano da chiarire le cause dell'incendio, su cui sono in corso gli accertamenti dei tecnici, dei pompieri e dei carabinieri della stazione. Paura, fiamme e apprensione dunque, ma con un esito che poteva essere ben più grave.